Come ti conosciamo va, la farada di Rigandareri nasce in Sassari Patura grazie a Nostra Signora dell'Assunta, a chi nel 1652 ha salvato la città da pesci. Allora, i primi ricordi risalgono a 22 anni fa, per quanto riguarda la farada ufficiale. Però io ho iniziato ben prima con i candelieri medi. Ho fatto 3 anni di discesa dei candelieri medi, quando ancora i candelieri medi scendevano davanti ai candelieri grandi il 14 di agosto. Da piccolino io tiravo i nastri, cioè i ribetti. Sono arrivato a tirare i ribetti perché i miei amici di infanzia avevano i genitori che prendevano il candeliere qua in calzolaio. Allora, io sono entrato a far parte dei gremi e dei candelieri già 24 anni fa. Ho iniziato da gremiante, ho fatto di solito il percorso inverso di quello che fanno tutti. Ho iniziato da gremiante e sono finito a fare il portatore. Io appartengo alla famiglia Toschi-Pilo, la famiglia di mia madre, che vanta 6 generazioni all'interno del gremio, quindi non è stata una scelta difficile quella di entrare a far parte del gremio, anzi forse una scelta obbligatoria, anzi forse neppure una scelta. Secondo me, personalmente, io vengo da un quartiere esterno, al mondo dei gremi, che sfortunatamente per certi aspetti e fortunatamente per altri è ancora molto limitato alle vecchie mura della città. Io vengo da un quartiere periferico dove comunque il mondo dei gremi è visto solamente dal punto di vista dei candelieri. Non si sa l'attività che i gremi svolgono durante tutto l'anno, che è il 99% di quello che facciamo, non è tanto la discesa dei candelieri in sé. Come era successo per la guerra, pure che hanno la farada Baramanca per il fatto di Rogove 19, tanto la processione non vi sarà, ma abbiamo avuto piacere da Cuscialla da Ribarauri di Caraconosce Beh. Un anno senza farada per Sassari è qualcosa di devastante, ma non solo per Sassari. Purtroppo quest'anno è andata così, non se lo immaginava nessuno, farà parte della storia anche questo, ma se proprio non si poteva fare è giusto che sia andata così. Il prossimo anno sarà diverso, sarà sentito molto di più e comunque la classifichiamo come discesa. Ti posso dire una cosa, quando abbiamo portato il candeliere in chiesa, prima di entrare in chiesa ai portatori gli ho detto, e non te lo nascondo, con le lacrime agli occhi, ho detto, ragazzi siamo un po' più freschi degli altri anni, ma questa è una discesa, il voto si fa comunque. In questo contesto di restrizioni così forti vedrei il bicchiere mezzo pieno piuttosto che quello mezzo vuoto, cioè privarci quest'anno della discesa per riappropriarci del significato della discesa. Noi come gremi ci impegniamo tutto l'anno, tutti gli anni, a valorizzare sempre più la farada e a far capire a tutti veramente il senso profondo della farada, che non è solo quello goliardico, che è un aspetto della festa, è un aspetto importante della festa, ma c'è molto di più. So che ci stiamo impegnando affinché questo avvenga, facendo mostre, facendo convegni, facendo qualsiasi cosa comunque che ci avvicini più alle persone, perché ci dobbiamo far conoscere ancora di più di quello che ci conoscono, soprattutto tra virgolette nelle periferie. Rappresentarla come capocandeliere di un gremio maggiore è importante e anche una responsabilità, perché quello che fai rimane. Dobbiamo capire cosa è importante per noi Sassari, perché alla fine noi rappresentiamo i mestieri che sono la città di Sassari.